È terminata con il risultato di 3-3 la sfida per eccellenza tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal, seguito con il capitano Vito La Fiura. Ti chiedo subito un giudizio sul match. Buonasera a tutti, intanto è un match di categoria superiore, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, loro sono un'ottima squadra, noi ci facciamo rispettare, abbiamo dato vita a una partita veramente molto intensa, noi sempre avanti, loro sempre a rincorrere, bravi loro che alla fine ci hanno preso, bravi tutti, il loro portiere, loro sono una buona squadra. Mi posso sbilanciare dicendo che è stato un match di categoria superiore. Oggi forse possiamo anche un attimino sbottonarci e dire quante parate ha fatto Tony Costanzo, perché ne ha prese veramente tante, ma senza di lui che match sarebbe stato? Non si sa, perché non è facile prevedere il futuro, magari non c'era lui e loro ci mettevano sotto. Posso dire soltanto che oggi Tony è stato uno dei migliori in campo, gli ho visto fare parate allucinanti. Però Tony lo conosciamo, è un grande portiere, però perdonami se faccio un piccolo appunto, noi abbiamo anche un grande portiere perché Agostino oggi per me è stato pure fondamentale nel dare sicurezza alla squadra, nelle uscite, nel richiamare la squadra. Ti ripeto, cioè un match interpretato da buoni atleti in campo e da ottimi portieri. Questi 60 minuti adesso lasceranno spazio ai prossimi 60, non parlo di Coppa, parlo di campionato, perché Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal si affronteranno sempre qui al Tocia Stadium, questa volta con i 3 punti in palio. Al momento i giallo-verdi sono primi in classifica, +2 su Rosanero. Che partita sarà e quanto ti peserà non esserci, perché ricordiamo la tua squalifica? Sarà una partita molto importante perché giustamente siamo lì, loro sono 2 punti avanti, lo scontro diretto potrebbe essere sorpasso. Mi pesa quanto un macigno non essere in campo perché i ragazzi ci tengono, io ci tengo in primis, la società. Purtroppo è andata così, ne prendiamo atto, ma io ho fiducia sui ragazzi. Loro faranno una buona partita e supperiranno la mia assenza.